Soprattutto in Champions. Buonasera, iniziamo dal campionato, cappellino rosa tra l'altro bellissimo. Il campionato, il Napoli può vincere un altro scudetto? Quanto ci crede lei? No, secondo me sì. Ok, allora ci dica anche chi farà il gol scudetto quest'anno. Mac. Il gol scudetto Lukaku. Lukaku, quindi di nuovo, sempre lui. Per lei invece chi farà il gol scudetto? McTominay, quindi si riparte dalle certezze, arrivano nuovi acquisti, arrivano grandi giocatori, però noi ripartiamo molto volentieri da chi insomma ci ha già fatto gioire. Da parte sua in questa Champions qualcuno dice vogliamo vincerla, e per carità chi non vorrebbe, però in maniera un po' più verosimile il Napoli dove potrebbe arrivare per fare una grande Champions? Dove dovrebbe arrivare? Sicuramente dovrebbe andare oltre gli ottavi, per fare una buona Champions almeno i quarti dovremmo arrivarci e poi lì vedere gli abbinamenti che ci saranno, perché comunque dipende anche dalle squadre che becchi. Certo, se subito cominci a prendere squadre molto forti, Real Madrid, Paris Saint-Germain, poi si vedrà, però secondo me abbiamo buone probabilità e secondo me i quarti sono una bella aspettativa, insomma. Una meta che noi ci auguriamo che il Napoli possa arrivare. Grazie mille, grazie per tutti questi commenti. Arrivo da lei, tifoso storico, lo si vede. Da questo punto di vista le chiedo, dall'alto della sua esperienza, sente nell'aria profumo di scudetto, di un altro scudetto, o dobbiamo essere un po' più cauti? Dobbiamo essere sempre un po' più cauti, però io dico che lo scudetto siamo i favoriti senz'altro e penso che supereremo i quarti in Champions. Speriamo. Qual è la squadra che può dar fastidio al Napoli per lo scudetto? Io porto il Milan. Il Milan. Allegri è sempre... È una vecchia volpe. Una vecchia volpe, la conosciamo bene, stava anche sfiorando il Napoli, grazie mille, poi alla fine ci siamo tenuti volentieri. Prego. Forza Napoli. Forza Napoli, lo vinciamo lo scudetto? Sì, sicuramente, sì. Perfetto, grande ottimismo, non c'è due senza tre, ecco, quindi da questo punto di vista lui già è in vetta, il Napoli arriverà in vetta quest'anno, il Napoli lo vince lo scudetto? Sì. Chi fa il gol scudetto quest'anno? McTominay. Io le chiedo, questi amichevoli hanno tolto un po' di fiducia in qualche tifoso, lei è tra questi o è ininfluente il risultato delle ultime gare appunto amichevoli? La fede non deve mai mancare, perché queste sono tutte partite che il mister affronta per collaudare la squadra, l'assetto, la tecnica soprattutto, perché la campagna acquisti ci dà molta soddisfazione quest'anno, è proprio in programmazione che dobbiamo fare molte partite. Ecco, vediamo quello che ha fatto la società per far stare tranquillo anche Conte in panchina. È vero, lo ha convinto a suon di promesse e investimenti, promesse mantenute, investimenti fatti. Il prossimo investimento che il Napoli potrebbe fare, dove dovrebbe farlo? Sicuramente sui laterali, i terzini, arriverà uno dei due di cui si parla in questi giorni, sicuramente. Quindi parliamo di Gutierrez per la sinistra e sembra che il nome di Guanlu per la destra sia riemerso, era un attimo in stand-by in questi giorni, adesso sembra di nuovo in rampa di lancio. Se il Napoli conclude il mercato così in effetti con questi due esterni, saresti soddisfatto o ti saresti aspettato qualcosina in più magari sulla sinistra? Assolutamente soddisfatto, l'unica cosa io punterei sulla cantera Napoli, ecco, sui giovani, quindi si parla tanto di Miretti a centrocampo. Io invece punterei tanto su Antonio Vergara, giovani comunque che hanno dimostrato anche in queste amichevoli, in questi due ritiri, che ci sanno fare, ecco. Non sei il primo a dirlo, tra l'altro in questi minuti, quindi significa che questi giovani stanno convincendo, occhi su De Bruyne, occhi sui campioni, ma questi giovani non male, Colisacco, Vergara, anche D'Angelo il 2006, quindi bene anche da questo punto di vista. Assolutamente, noi che veniamo comunque qui a Castel di Sangro e fanno queste partitelle, diciamo, vediamo la differenza, infatti poi sentiamo attorno altri tifosi, ma chi è, ma chi non è, quindi è giusto, come diceva l'amico, puntare sulla cantera italiana ed essere fiduciosi, anche perché le amichevoli che stiamo affrontando lasciano il tempo che trovano, ecco, ci sono carichi di lavoro, i giocatori sono appesantiti, quindi non bisogna criticarli e aver fiducia nella società che quest'anno ha fatto bene. Siamo fiduciosi, noi ci aspettiamo altri colpi, ma se non verranno
Bisogna dare il tempo comunque di rodare la squadra, ecco, nuovi campioni in innesto, De Bruyne, non c'è bisogno di presentazioni, è anche un modo per attrarre altri giocatori comunque a Napoli, quindi è un ulteriore salto di qualità, quindi siamo fiduciosi. Bene, bene, lei è fiducioso in ottica scudetto, in ottica mercato e le chiedo anche, andrebbe a privarsi di Raspadori per completare questo mercato? A privarmi no, assolutamente no. Credo che debba rimanere in rosa e può darci una grande mano anche quest'anno. Assolutamente, passo anche da te e giro lo stesso quesito perché sono insomma incalzanti le notizie anche dalla Spagna a proposito di un Atletico Madrid che sta puntando in maniera netta su Raspadori, dopo Ruggeri anche un altro italiano quale appunto Raspadori. Tu andresti a sacrificare Raspadori per completare il mercato? No, assolutamente no, perché ci ha dato una mano come in questi 2 anni dello scudetto e ce la può dare ancora. Io volevo fare un'altra considerazione, visto che dicono De Bruyne, non De Bruyne, a parte che nel Napoli e in Italia può giocare anche come sta e con una gamba sola. Sì. Poi parlavo del problema a centrocampo. L'anno scorso abbiamo venduto solo Caiuste, penso che era in prestito, e abbiamo acquistato un giocatore come De Bruyne, quindi io penso che abbiamo rafforzato il centrocampo. Giusto che per le competizioni che abbiamo ci vuole qualche innesto in più per dare riposo a qualcuno, però la campagna acquisti è stata mirata, giusta e sono contento e soddisfatto. Forza Bene, Cacius che era andato in prestito ritorna, andrà nuovamente in prestito. No, è solo un piacere, Come si chiama questa meraviglia? Vincenzo, ed è ovviamente tifoso del Napoli. Come non lo so ancora dire, c'ha la bavetta. Esatto. Vuoi fare il giornalista? Io ti aspetto tra un paio d'anni, Ti aspetto, facciamo la diretta insieme e ti farò dire un Forza Napoli, è meraviglioso, perché è veramente meraviglioso. Ma soprattutto lo vedo molto energico, mi sa che insomma lo stadio gli piacerà. Vedrà lo scudetto quest'estate, quest'anno? Speriamo, dai. C'è fiducia? Sempre, quella sempre. L'ultima a morire. Speriamo. Mi sa che questo microfono gli piace davvero, Sì. Mi piace davvero, dai. Te lo faccio prendere purché tu me lo restituisca. Vai. Dai. Non lo rompere, altrimenti le Vogliamo editore poi salutare dopo. il nonno e la nonna a casa? Ciao! Salutiamo i nonni fondamentali, sacri. C'è anche il nostro Ciro De Luca che va via con una valigia. Dove vai? A Napoli? Io devo fare un attimo, devo un attimo, poi torno da questi tifosi. Chi è questo signore Losco? Si chiederanno, insomma, dalla TV e dal canale YouTube. Insomma, signori, questo è l'artista che vi mostra le foto su Calcio Napoli 24. Se la foto del tacco di De Bruyne l'avete trovata solo su Calcio Napoli, è perché questo signore qui, oltre a essere uno strepitoso chef, è anche un grandissimo fotografo. Che scatti hai fatto oggi? Quelli i calciatori che faticavano tanto, oggi hanno faticato tanto, è stata più lunga del solito la seduta, è un Conte molto energico nel dare istruzioni. C'è un frame, insomma, che ti è rimasto, che poi dopo andrai ad approfondire al computer? No, li rivedrò tutti, confesso che li rivedrò. Ok, allora con la tua valigia non stai andando insomma a Napoli, ma stai andando nella casa qui a Castel di Sangro di Calcio Napoli 24, perché questo, signori, è il grande Ciro De Luca, fotografo che ci delizia con i suoi scatti su Calcio Napoli 24. A proposito di scatto, fate uno scatto pure voi qui per venire in diretta e insomma sblocchiamo questa intervista con un Forza Napoli energico. Pasquale? Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Perfetto. Sì, Pasquale, mi senti? Assolutamente. Volevo capire, lo scudetto arriva quest'anno o siete un po' preoccupati? Speriamo di sì. Chi potrebbe segnare il gol scudetto quest'anno? De Bruyne. McTominay? De Bruyne, insomma, bel ballottaggio tra De Bruyne e McTominay, due idoli ormai del Napoli, due idoli assoluti. Uno già c'era lo scorso anno, uno è arrivato adesso. Un Forza Napoli però un po' più vigoroso questa volta. Vai! Forza Napoli! Bene, un Forza Napoli più energico. Prego. Complimenti a CN Napoli 24. Grazie mille. Fare un appunto al giovane Vergara che sta esprimendo effettivamente
un qualcosa di importante dando prospettiva ai giovani, insomma. Io penso che in Italia ci sia bisogno di spingere, di lanciare questi ragazzi, alla fine ne abbiamo tantissimi e abbiamo la possibilità di ragazzi come Vergara che esprimono un bel calcio. Nel frattempo ci defiliamo un attimo che arrivano le forze dell'ordine, lasciamo passare serenamente. Allora lei non è il Pasquale, primo in mi realtà senti? che in questo post allenamento si pronuncia a favore di Vergara, in particolare dei giovani. Significa, io sono stato all'esterno qui a fare contributi mentre il nostro Claudio Russo ci raccontava dall'interno l'allenamento, significa che insomma questi ragazzi stanno attirando le Pasquale, mi attenzioni anche senti? dei tifosi che sono magari più concentrati su De Bruyne, cioè quindi Assolutamente, allora partiamo dal però il fatto che presupposto ci che sia stato il colpo la prima d'occhio. cosa che ho detto è che un fuoriclasse come De Bruyne, vederlo in Italia, vederlo nella mia squadra del cuore, diciamo che ti emoziona e da pelle d'oca. Al contempo sono dell'opinione che vadano inseriti i giovani. In un contesto di professionisti c'è bisogno di farli crescere. Perché dobbiamo esprimere il meglio anche con la nazionale. Perdonatemi. Claudio, mi senti? Sì, Pasquale, giusto per salutare qui dalla tribuna stampa dello Stadio Patini, perché la squadra è andata via. C'è una sessione di autografi per i bambini del Summer Camp, ma non vediamo da qui chi sono i protagonisti, però giusto per salutarvi e poi speriamo al più presto avere le immagini dell'allenamento di oggi in modo da farvele vedere sia sul nostro canale YouTube, al quale vi invitiamo a iscrivervi, sia sui nostri canali social con Ilario Covino. Pasquale, io ti saluto e a dopo. Grazie mille Claudio, perdonami insomma se mi hai chiamato a più riprese, però ero fagocitato dai tifosi, un po' i decibel dei tifosi erano alti, un pochino io non ci sento. Dice il nostro Ciro De Luca che sembro suo nonno e ha ragione, lo dobbiamo dire, perché insomma l'età si fa sentire, ma scherzi a parte, volevo un suo commento su questo allenamento e quale giocatore l'ha colpita, al di là chiaramente dei giovani ai quali facciamo nuovamente un plauso. Allora, a me mi è piaciuto tantissimo Gilmour, veramente grande, e poi non dobbiamo far andare via a Giacomo Raspadori perché... Grande Jack, forza Raffa Palladino! E poi vogliamo fare un nostro grandissimo saluto al nostro Raffaele Palladino. Da Marano. Okay. E sempre Forza Napoli e in bocca al lupo a tutto Napoli 24. Mi aggiungo per questo saluto a Raffaele Palladino, perché grande uomo, grande professionista, ha fatto cose veramente importanti alla Fiorentina e insomma anche al Monza, ma insomma è un allenatore che ci farà tanto divertire e porterà il nome di Napoli in alto, mi sa. Quindi mi aggiungo a questo saluto, grazie mille. Allora siamo rimasti Ciro De Luca, praticamente solo io e te. Allora direi che se volete salutare siamo in chiusura, quindi venite, siamo agli sgoccioli, venite, allora un Forza Napoli per inaugurare l'intervista, vai! Forza Napoli! Forza Napoli! Allora, mi dovete dire in che posizione si piazza il Napoli quest'anno? Non lo so. Primo, secondo, terzo? Per me primo. Primo. Fra le prime 3 posizioni. Lui si mantiene cauto, tu invece? Quarto. Quarto, un po' più pessimista, vediamo qui. Primo. Con tutti gli acquisti che ha fatto primo. Primo, ok, allora c'è un fronte un po' più con equilibrio e c'è magari un pizzico di pessimismo, qualcuno invece un po' più dilagante che sogna lo scudetto. Sognate un acquisto per questo Napoli? Vi piacerebbe qualche nome per concludere questa grande campagna acquisti? A me piacerebbe Julian Sanchez, quello del Siviglia. Lukman. A me Nessuno va bene così? A me Son. Chi? Son. Ah, perfetto. Pure me Lukman. Perfetto, tu ti accontenti un po' di tutto nella vita, quindi questo è una cosa positiva, perché se ci accontentiamo va bene così, però è chiaro serve anche ambizione, ma sicuramente ne avrai insomma come tifoso, però è chiaro che insomma bisogna sognare da una parte ma essere anche consapevoli dall'altra. Il Napoli quest'anno deve provare a vincere nuovamente lo scudetto, non è la fine del mondo. Esatto, non è la fine del mondo se insomma dovesse fare secondo posto, questo lo dobbiamo dire al netto poi dell'entusiasmo e della festa che si crea anche qui all'esterno dello stadio Patini. Un Forza Napoli per salutarci. Forza Napoli!
Forza Napoli e Schipiti Boppi. La citazione ormai è iconica, c'è un altro tifoso, andiamo. Un tuo Forza Napoli? Forza Napoli. Il Napoli lo vince lo scudetto? Sì. Lui la prima partita che ha visto, Sì? il Napoli ha vinto lo scudetto. Vabbè, allora signori, significa che lui praticamente... adesso arriviamo anche da te. Siamo stati qua, siamo stati intervistati sempre da Calcio Napoli 24. È vero che l'altra volta abbiamo detto qualcosa, diciamo un po' una critica per quanto riguarda l'organizzazione, però stavolta devo dire la verità, il Napoli è stato veramente bravo nell'organizzare anche questo evento con tanti tifosi e soprattutto bravo anche Conte nel gestire questo allenamento che ha fatto, quindi dopo una partita come quella di ieri hanno fatto un bel allenamento, i giocatori si muovono bene, belli acquisti e siamo tutti speranzosi per qualcosa di più in quest'anno. È vero, un plauso anche al comune di Castel di Sangro che comunque anche si sta attrezzando anno dopo anno. Di Maro ha avuto un po' di tempo in più insomma per raggiungere il livello top che ha raggiunto. Siamo sicuri che anche Castel di Sangro, che si è aggiunta successivamente, arriverà anche a uno standard alto. Vieni in diretta. Allora guarda in camera, dici Forza Napoli. Forza Napoli. E dimmi, il Napoli lo vince lo scudetto? Sì. Chi segna il gol scudetto? McTominay. McTominay, quindi si riparte di nuovo dallo scozzese. E anche la maglia, quindi gira, la facciamo vedere, gira verso la camera, McTominay. E insomma c'è il boom di McTominay qui a Napoli, come dar torto a questi piccoli e grandi tifosi. Grazie mille, grazie.